La Marca si prepara all'arrivo di una nuova allerta meteo. L'alta pressione di origine africana sta per essere sostituita da una perturbazione proveniente dall'Atlantico. Porterà aria fredda, temporali locali anche molto forti, con possibilità di fenomeni anche estremi. Venerdì, la giornata più critica. All'origine delle celle temporalesche la grande energia accumulata nell'atmosfera per le alte temperature del suolo e dell'umidità. In allerta le squadre di protezione civile sul territorio che nella Marca hanno già dovuto gestire l'allerta meteo di domenica scorsa. L'appello arriva direttamente dal coordinatore trevigiano Riccardo Mastro Nicola ad usare prudenza non solo a fronte di questi fenomeni, ma anche immediatamente dopo. L'altra sera su Treviso ho visto qualche cosa che non andava e ho intimato a delle persone di allontanarsi, perché attenzione, gli alberi sono per terra. Ok, però gli alberi sono molto pericolosi perché si possono girare. Se si girano o fanno l'elastico, ammazzano una persona. Segnalare il pericolo con una torcia, ma non operare direttamente sul posto, magari per rimuovere gli arbusti, senza che prima non siano arrivati i soccorsi. Mi raccomando, autotutela, non rischiate, perché poi se vi fate male dobbiamo soccorrervi prima voi e poi andare a tagliare l'albero. Il corpo trevigiano è in attesa dal centro funzionale decentrato di protezione civile di comprendere la reale entità del fenomeno che interesserà la Marca tra giovedì e venerdì. Domenica scorsa intanto 2/3 degli alberi che hanno occupato le strade della Marca piegati dal maltempo erano di proprietà di privati. Noi sappiamo di chi è l'albero, ma spesso dobbiamo andare a intervenire su alberi che cadono dalla parte privata verso la parte pubblica.